I 10 punti di rivoluzione civile li possono leggere tutti coloro che ci ascoltano leggendolo sul sito rivoluzionecivile.it. Le dico l'11° su cui voglio impegnarmi invece. Ecco, l'11° che è quello di ristabilire le risorse necessarie per la scuola pubblica e le risorse necessarie per i diversamente abili, che sono rimaste poche lire e senza una istruzione che funziona e che funzione per tutti, e senza l'aiuto a coloro che non possono neanche andare a comprarsi il pane. Io credo che non siamo in uno Stato di diritto, in uno Stato democratico, ma siamo in una vera e propria giungla barbarica. Allora, provi a scriverlo. Aumento fondi per scuola pubblica e diversamente abili. Diversamente abili, che è un tema di cui veramente non si parla per niente in questa campagna elettorale. Già. E questo è l'11°, lo firmi? Scusami. Antonio, la famosa firma di Antonio Di Pietro? Sai quando se le ricorda, quante persone se la ricordano sta firma?